La sintesi è che l'economia bellunese non ha ancora recuperato il crollo, il gap della pandemia sostanzialmente. Alcuni indicatori ci dicono questo. Una contrazione che vale 8,4 punti percentuali rispetto al dicembre del 2019. Sono quasi 1200 le piccole e medie imprese bellunesi che hanno chiuso i battenti nell'ultimo quinquennio. Particolarmente penalizzato il commercio, meno 19%, la logistica, meno 17% e artigianato, meno 9,2%. In calo anche i posti di lavoro, con una riduzione di quasi il 2% in controtendenza rispetto al resto del Veneto. Le ombre sono calate anche sulle esportazioni, core business nel bellunese, che nonostante un incoraggiante più 24% sui 5 anni, dall'anno scorso hanno registrato una flessione di quasi il 5% e su questo pesano come un macigno le incertezze dovute ai dazi e agli aumenti dei costi dell'energia. A fotografare lo status dell'impresa nei territori della montagna, lo studio condotto da Appia CNA, presentato al Teatro Dino Buzzati a Belluno in occasione dell'80° anniversario dell'associazione. Dobbiamo lavorare sul valore aggiunto, dobbiamo lavorare sulla burocrazia e dobbiamo lavorare sulla competitività delle imprese, perché fare impresa in territori come questo è difficile, ma senza il valore aggiunto è praticamente impossibile. A preoccupare, oltre all'instabilità del quadro geopolitico globale, è soprattutto la contrazione del credito alle piccole imprese, che ad oggi vale 230 milioni di euro in meno sui 5 anni nella sola provincia di Belluno, con pesanti ricadute sui processi di rinnovamento e innovazione. Fondamentale è la ricerca di soluzioni da tradursi in politiche di investimento mirate, semplificazione delle procedure burocratiche e supporto dalla politica locale ed europea. Cercare di costruire in Europa delle politiche che siano utili, la semplificazione burocratica, amministrativa, con l'uniformità fiscale, l'uniformità delle regole e soprattutto l'investimento, il continuo investimento in infrastrutture, in politiche energetiche serie, insomma aiutare le nostre imprese ad affrontare le sfide globali continuando a restare competitive. A margine del focus economico, l'assemblea dei soci di Appia è stata l'occasione per l'elezione del nuovo presidente provinciale, Andrea Cerentin, che subentra a Massimo Sposato per il quadriennio 2025-2029.